Due momenti suggestivi hanno caratterizzato la 30ª mostra nazionale di pittura ai colori della pace che si è svolta alla Torre del Palo di Grotte. Tante le tele esposte da parte di pittori di fama e richiamo della giornata in ricordo delle donne vittime di violenza. I temi principali sono stati quelli della pace e la violenza, al centro dell'incontro artistico-culturale al Cura de Cepasa, diretto da Paolo Cilona, dalla Prologo di Grotte, presieduto dal dottore Vitello, a tagliare il nastro la presidente dell'Ande, Carola De Paoli. Liliana Arrigo e Vera Di Francesco hanno inoltre letto poesia contro la violenza sulle donne. Ormai sono 30 anni che annualmente noi organizziamo la mostra di pittura I colori della pace. Vengono artisti di chiara fama da Catania, da altre parti della Sicilia e anche del paese per dare attraverso i colori il senso più aperto verso l'amore universale che è quello della pace. Oggi il tema è ancora più appropriato perché ci troviamo in presenza di una guerra crudele in cui c'è un invasore e un paese invaso. Quindi vogliamo con tutta la nostra simbologia della mostra dare concretezza allo spirito dei popoli che è quello della concordia, della solidarietà e soprattutto dell'amore. Noi vogliamo vedere quanto prima che ci sia una diplomazia più attuale a fermare questa guerra che tante vittime, già sono oltre 200.000 le persone cadute tra il fronte ucraino e tra le truppe sovietiche.